Una situazione congelata da marzo 2020. Così baristi, ristoratori e operatori della filiera di Veneto Imprese Unite denunciano lo stato di incertezza in cui gli imprenditori versano da tempo con chiusure intermittenti, lockdown e ipotesi di nuove strette all'orizzonte. La filiera è colpita, è enorme, un danno che sicuramente passa il 20% del PIL, che normalmente l'Italia è un grosso problema perché non abbiamo ancora risposta a questo governo, continuano a tergiversare, continuano a dire le cose il giorno prima. Ognuno a portare la propria esperienza e dati alla mano, le perdite con cui fa i conti ogni giorno. Ho 4 dipendenti in cassa integrazione, faccio asporto, ma l'asporto è un rapporto 1 a 10 quello che si può fare. Logicamente cala tanto il fatturato, non calano le spese, gli affitti, le utenze soprattutto. Io avrei la possibilità di sfruttare questo giardino che è enorme, il tempo me lo permette e non lo posso fare. Noi concepiamo l'asporto e le consegne come un modo per tenere vivo il ricordo di noi nei clienti. Oggi la manifestazione, che da Treviso e Belluno avrebbe dovuto toccare anche il capoluogo berico, ma qui è mancato l'ok della questura. Niente corteo per rallentare il traffico, quindi, ma le ragioni dello scontento restano sotto la bandiera del "se ci fermiamo noi, si fermano tutti", proprio in virtù del peso economico che rivestono le categorie produttive del settore. La nostra protesta di oggi era molto semplice e simbolica, volevamo dimostrare come fermare le nostre filiere, che rappresentano quasi il 50% del PIL italiano, rischia a cascata di fermare anche tutte quante le altre persone, perché non pagando noi gli investimenti sul territorio, contributi e tasse, si va a perdere tutto quello che servirà poi per pagare pensioni, stipendi pubblici, opere pubbliche stesse.